Io voglio interpretare questo aumento drastico e improvviso della disponibilità di donazione come una risposta al trauma collettivo della perdita del piccolo Domenico, sapete, in seguito a quel trapianto di cuore. Come al solito gli italiani rispondono ai traumi, ai grandi eventi con una grande generosità, con grande spinta, con grande disponibilità verso gli altri. È proprio dalle crepe che entra la luce. Il professor Umberto Cillo interpreta il record di 20 trapianti di fegato nel solo mese di aprile come una reazione positiva al dramma del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni e mezzo deceduto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Il risultato raggiunto al centro trapianti dell'azienda ospedale Università di Padova lo consacra di fatto tra le eccellenze nazionali ed internazionali nel campo della chirurgia trapiantologica. Una macchina complessa da gestire, ma che parla di competenza, lavoro quotidiano silenzioso ed dedizione dell'equipe del professor Cillo. Per raddoppiare improvvisamente un'attività complessa come quella del trapianto di fegato c'è bisogno di un enorme sforzo logistico. Io credo che l'azienda ospedaliera di Padova abbia fatto proprio questo, ha messo a disposizione strutture, professionisti, medici, infermieri, spazi, proprio per affrontare questa crisi, che è una crisi positiva perché ci ha permesso di salvare tante più vite. Era un'occasione che non potevamo perdere. Un traguardo che non sarebbe stato possibile senza la generosità dei donatori, che secondo gli ultimi dati sono sempre più anziani. L'età media dei donatori in Veneto si sta alzando, è intorno ai 70 anni. Questo non è assolutamente una controindicazione alla donazione, anche perché grazie alla ricerca, grazie al continuo lavoro clinico e soprattutto all'utilizzo delle macchine da perfusione è possibile utilizzare anche organi di pazienti estremamente anziani. Per chiunque volesse esprimere la propria volontà donativa c'è un'importante occasione in programma. Ci si può esprimere in molti modi, uno dei più importanti e fondamentali anche in vista di una data di scadenza delle tessere di carta d'identità cartacea del prossimo 3 agosto è possibile esprimersi quando verrà rinnovata la carta d'identità, in cui a tutti i cittadini e cittadine maggiorenni verrà chiesto di esprimersi in materia di donazione, quindi è un appuntamento estremamente importante in cui bisogna arrivare documentati, informati, quindi consigliamo sempre di consultare i siti istituzionali del Centro Nazionale Trapianti o del Coordinamento Regionale Trapianti per informarsi e fare una scelta consapevole.